uccellino. Io la guardai, le presi le mani e la portai verso i vani. Un giorno la sposai e a casa mia, e s'era tutti pazzi d'allegria. Appena finito di bere e mangiare io pensavo ai che fare. Poi verso sera con molto affetto gli dissi: mia cara, andiamo a letto. Appena siamo giunti in cameretta volevo cominciare dalla gavetta. Gli dissi: mia cara, fa presto a spogliarti, non vedo l'ora di grattarti. Lei rispose: non c'è bisogno, spengi la luce che mi vergogno. E io per accontentarla e feci buio. Ma quando l'ho riaccesa, oh che porcaio, la s'era levata in pochi istanti, petti, il busto e anche i fianchi. I riccioli biondi, molto birbone, la li teneva in cassettone. Deluso persi i sentimenti quando la vedi levassi i denti. Mi dissi: come tu sei brutta, perché tu ti smonti tutta. Lei la fece 3 passi indietro e mi tirò l'occhio di vetro. La gamba di legno come un bastone la me la dette sui gropponi. La fuma toscana trincacchianti, la ci avvelena tutti quanti. E se gli fai un'osservazione e la diventa come un leone. E ora che l'ho sposata la tengo buona, la presento figolona. Grandissimi, grandissimi. Cristiano, buonasera, che moglie è Luca? Ragazzi, a 100 l'ho scelta, e a 100 ho preso lei. Beh, sei toccato come dire. Ma neanche io. Sì, sì, Lì che mi sei